L'azienda nasce per il sogno di 2 ragazzi molto giovani, mio papà e mia mamma. Erano gli anni '50, era appena dopo la guerra. Le difficoltà erano tante, ma loro avevano la passione per il loro lavoro, sapevano farlo molto bene. Alla fine degli anni '50 hanno costruito questo luogo dove adesso stiamo, che adesso è lo showroom, ma inizialmente era la fabbrica. Questa regione, il Friuli, ha una grande eredità dal passato. Quando eravamo parte di un certo impero austro-ungarico, eravamo una zona di produzione per aziende come la Tonet. Poi ha fatto sviluppare un'area, che è quella del Manzanese, che è diventata un distretto importantissimo del legno e della sedia. Tutte queste attività, specialmente quello del divano, è un tipo di attività che non può che essere artigianale. Ci sono delle fasi dove ovviamente si applicano dei processi industriali, ma a parte quella fase, tutto il resto rimane molto manuale. Quando sono arrivata io ho portato un po' di follia. I primi designer che hanno collaborato con me, uno era un ragazzo di 24 forse anni, adorava il design ma disegnava fumetti al momento. La seconda esperienza, per esempio, è stata con un giapponese, un signore che già lavorava in Italia con aziende importanti. Quando ci siamo conosciuti mi ha donato un progetto che non era certamente nella tradizione europea. Il terzo, Ron Arad, che quando io l'ho conosciuto era uno scultore, un artista che produceva la sua arte per collezionisti, musei. I nostri mercati principali rimangono l'Europa. Fuori da qui ci sono gli Stati Uniti che rappresentano un grande mercato per noi, infatti abbiamo anche uno showroom a New York, e i paesi dell'Estremo Oriente.